Gli amici tienili stretti, ma i nemici ancor di più. Sembra che questa frase, detta nel film Il Padrino, sia stata di grande insegnamento per Renzi. In questo momento di forte movimento indipendentista che sta colpendo un po' tutta Italia, il non eletto Presidente del Consiglio ha deciso di metter mano alla Costituzione in una maniera così forte da stravolgerla completamente. Nell'ottica di elezioni regionali, perché non dar rilievo ai fastidiosi prossimi governatori regionali, chissà, magari indipendentisti, e tentarli trascinandoli nella città della corruzione e farli sedere proprio in quelle importanti comode sedie imbottite? Il progetto presentato prevede un Senato formato da 74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 persone illustri, che cambierà il nome in Senato delle Autonomie Locali, il quale non voterà più la fiducia al governo e dal quale saranno ridotti moltissimi compiti ed altrettanti completamente annullati. Il tutto mentre verranno abolite le province e lo Stato avrà di nuovo le competenze esclusive che nel 2001 erano state concesse alle regioni. L'obiettivo è il centralismo. Tutto viene deciso a Roma. Le regioni non saranno altro che colonie, dove la sovranità popolare verrà meno. Ironicamente, se ciò non fosse chiaro, il signor Renzi ha pensato bene di mettere un limite anche alle leggi di iniziativa popolare, che necessitano di 150.000 firme contro le 50.000 precedenti, e di definire una clausola di unità nazionale, ovvero non solo alle regioni sono state tolte delle autonomie importanti, ma lo Stato può legiferare in materie di competenza regionale per tutelare l'unità giuridica, economica o sociale. Insomma, è tutto a loro a discrezione. Evviva la sovranità popolare, evviva le autonomie! Pensateci, siete sicuri che l'autonomia vi basti?